Ok, buongiorno a tutti, benvenuti nella grazia e nella pace del nostro Signore, amen. Possiamo alzarci in piedi già in onore al nostro Signore, prepariamoci per l'adorazione, ma prima vorrei ricordare un testo che si trova nella lettera agli Ebrei, al capitolo 12, versetto 14, che dice che i cristiani devono cercare la pace e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Interessante come la parola di Dio ci insegna, no? a maturare nella fede cristiana. Gesù ha detto una volta: io non posso fare niente se non quello che vedo fare dal Padre mio, no? Il cristiano deve avere gli occhi del cuore, della fede aperti sul mondo spirituale, no? Dio non è solo una teoria, Dio è qualcosa di reale, pratico. Giovanni una volta ha detto: quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo toccato, quello che noi abbiamo contemplato. Per i discepoli e Gesù era una cosa reale. Allora sono qua per farti una domanda scomoda stamattina: per te Gesù è una cosa reale o soltanto qualcosa che ti insegna il pastore, qualcosa che tu immagini sia in quel modo? Gesù è vivo e noi dobbiamo vederlo muoversi nel mondo spirituale, ed è per questo che noi dobbiamo cercare la santificazione. Forse qualcuno stamattina sta dicendo: pastore, io è tanto tempo che non sento la voce di Dio, che non vedo il Signore muoversi nella mia famiglia, nella mia vita. Allora la parola di Dio dice: cerca la santificazione e i tuoi occhi spirituali cominceranno a aprirsi. E quella è la cosa più bella che esista. Quando tu vedi un Dio vivo, attivo nella tua vita, tutto cambia, il colore della vita cambia, no? E sono qua per pregare insieme a te questa mattina, perché il Signore possa essere una cosa reale nella mia e nella tua vita, ok? Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare col Signore. Ed è stamattina proprio questo il senso del nostro culto, no? Di vedere il Signore, nostro Dio, nostro Padre. Noi vogliamo essere santi come tu, Signore, sei santo. Vogliamo mettere da parte la nostra vita perché tu possa usarla per la tua gloria. Signore, vogliamo mettere da parte i nostri pensieri perché tu possa riempirli con i pensieri di Cristo. Vogliamo mettere da parte le nostre decisioni, Signore, perché quello che decideremo vogliamo che sia in armonia con la tua parola. Vogliamo mettere da parte i nostri sentimenti, Signore, perché sentire con un cuore umano che è insanabilmente maligno non fa bene alla nostra vita, ma sentire quello che tu senti è questo che noi vogliamo stamattina. Apri la nostra mente, il nostro cuore, Signore, affinché noi possiamo vederti nel mondo spirituale per quello che tu sei veramente. E Signore, nel nome di Cristo Gesù, se c'è qualche spirito contrario stamattina che lotta contro la tua Chiesa, io ti chiedo di farlo stare zitto nel nome di Gesù e di accettare questa lode, Signore, che stiamo andando a preparare. Signore, la parola di Dio nel Salmo 8 dice che dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti tu hai tratto una lode per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Che stamattina ci sia vera lode, vera adorazione, affinché il nemico stia zitto. E prepara, Signore, il nostro cuore perché la tua parola sia predicata e non torni a vuoto. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Hai già salutato il tuo fratello? Lascia il tuo posto e vai a dare una parola di benedizione alla persona che è vicino a te. Amen. Come ai tempi di Elia, il fuoco di Dio
spendiamo. E come re Davide servo tuo, un tempio di lode innalziamo. Ed ora che c'è la raccolta e i campi son bianchi oramai, noi siamo i tuoi servi ed ancora gridiamo: venite, ritorna il Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, noi innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Gesù è il nostro Signore, 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 Gesù è il nostro Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, noi innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, noi innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Amen. Battiamo le nostre mani. Amen. Prossima canzone è Dimostra il tuo potere. Che noi possiamo in questo momento innalzare una lode al nostro Signore, che in questo momento noi possiamo ringraziare e dire quanto potente, quanto grande è il nostro Signore. Amen. Abbiamo questa possibilità questa mattina, che noi possiamo farlo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, dire: Signore, tu sei potente, tu sei grande, sopra ogni cosa tu hai già affrontato tante cose, hai già affrontato addirittura la morte e sei risorto. Amen. E noi quindi abbiamo vita attraverso di te, Signore. Cantiamo. Non temerò, io credo in te, dubbi non ho visto che in te io ho la forza per tutti i miei giorni. Sto là, mia fede in te, sono più forte se sei come in te io ho la forza per tutti i miei giorni. Passeremo al mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, credo in te, Gesù, io credo in te. Gesù, con il tuo amore riempici, dimostra il tuo potere qui. Spirito, vieni su di noi per tutti i miei giorni. E canteremo, passeremo al mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Dio di promesse sei, Dio di abbondanza sei, tutti sorprendi tu,
con il tuo poter forte tu sei Gesù, non sbaglierai mai tu, tutto è possibile in te. Dio di promesse sei, Dio di abbondanza sei, tu ti sorprendi tu, con il tuo poter forte tu sei Gesù, non sbaglierai mai tu, tutto è possibile in te. Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Credo in te, Gesù, credo in te, Gesù, non temerò, io credo in te, dubbi non ho visto che in te io ho la forza per tutti i miei giorni. Padre, ti ringraziamo perché noi sappiamo che quando tu sei con noi, Padre, noi non serve che temiamo alcun male, Padre. Quando tu sei con noi sappiamo che abbiamo la forza, Padre. Quando tu sei con noi sappiamo che tutto è possibile, Padre, e ti ringraziamo per questo. Amen, Padre. E ora canteremo Qui come in cielo. E la canzone dice che l'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui. È evidente intorno a noi quando lo Spirito è qui. Miracoli avvengono quando lo Spirito di Dio è qui. Che noi possiamo invocare il nome del Signore, che noi possiamo chiedergli di venire. Lui aspetta soltanto che noi gli apriamo la porta del nostro cuore. Lui è lì, bussa e sta bussando in questo momento, sta aspettando che tu gli apra il cuore. Lui non cerca qualcosa di perfetto, lui non cerca maschere per nascondere impurità, lui non cerca maschere per nascondere vergogna, lui cerca cuori disposti al cambiamento, lui cerca cuori disposti a essere sanati. Cantiamo. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Cantiamo l'atmosfera. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amor ci avvolge. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi
lo Spirito di Dio è qui, l'atmosfera cambia. Quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi. Quando lo Spirito di Dio è qui, scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amore ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore, il tuo amore ci avvolge. Scendi in mezzo a noi, riempi i cuori d'amore, il tuo amore ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore, il tuo amore ci avvolge. Vieni su noi, Padre, vieni su noi, Spirito Santo, consigliaci, Padre, trasformaci, Padre. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Vieni su noi, Padre, consigliaci, Spirito Santo, consigliaci, ripara questi cuori, Padre, ripara i nostri cuori, darci conforto, Padre, venga il tuo regno, Padre, tutto quello che tu vuoi, non noi, Padre, non la nostra volontà, ma la tua volontà. E per noi cantiamo, Padre, perché i miracoli avvengono quando il tuo Spirito Santo, Signore, è qui in mezzo a noi. E noi canteremo che i miracoli avvengono quando Lui è qui in mezzo a noi. Cuori vengono riparati, cuori vengono lavati quando lo Spirito di Dio è in mezzo a noi. Che sia fatta la tua volontà, Padre, solo la tua e non la nostra, Padre. Possiamo cantare? Miracoli avvengono. Miracoli avvengono quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi. Quando lo Spirito di Dio è qui, Canta Chiesa. miracoli avvengono quando lo Spirito Amen, Signore.
grande, è evidente, Padre. Intorno a noi, quando lo Spirito di Dio è qui. Amen, Padre. Tu ci conosci, Padre, tu sai tutto di noi, Padre. Noi vogliamo andare a te, Padre, vogliamo sentire di più del tuo amore, Padre, che noi possiamo essere curati mediante la tua parola, Padre. Noi siamo qui riuniti, Padre, soltanto per innalzare il tuo nome, Padre, che tu possa parlare, Padre, ai nostri cuori, che noi possiamo metterci da parte in questa mattina per innalzare soltanto il tuo nome, Padre. Tu mi conosci, Signor mio Dio, che quando sbaglio so che mi ami. La tua presenza, Amen, Signore, mi avvolge in ogni istante. So che mi ami, so che mi ami. Alla croce adoro te, hai sparso il sangue tuo per me, ma non c'è più grande amore. Nella tomba non sei più, sei nella gloria di lassù, nessuno ci separerà. Tu mi hai mostrato qual è la via. Tu mi proteggi, so che mi ami. Alla croce adoro te, hai sparso il sangue tuo per me, no, non c'è più grande amore. Nella tomba non sei più, sei nella gloria di lassù, nessuno ci separerà. Sei morto per me, risorto per me, per salvarmi, mio Signore. Sei morto per me, risorto per me, per salvarmi, mio Signore. Quando la terra scomparirà, vedrò il tuo volto e mi dirai che tu mi ami. Alla croce adoro che hai sparso il sangue tuo per me, no, non c'è più grande amore.
nessuno ci separerà. Amen. Cantiamo quando la terra vedremo il tuo volto, Padre. Vedrò il tuo volto e mi dirai che tu mi ami. Amen, Padre. Ti ringrazio perché tu sei sempre pronto ad accoglierci, Padre. Ti ringrazio perché noi possiamo lodarti, Padre, che il tuo nome venga innalzato, Padre, che mille persone, mille persone, Padre, possano scoprire di te, Padre. Ti ringraziamo per tutto quello che tu ci dai, Padre, nonostante noi non lo meritiamo, Padre. Ti ringraziamo perché tu sei fedele, Padre. Ti ringraziamo perché tu sei un grande Dio, Padre. Ti ringraziamo perché tu ci hai lavati, ci hai purificati, Padre, ci hai perdonati, ci hai riscattati, Padre. Ci hai lavati dall'immondizia, Padre, dal marcio che avevamo, Padre, e noi tramite te possiamo avere un cuore rinnovato, possiamo avere una mente rinnovata, Padre. Ti ringraziamo per tutto questo, Padre, nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, stiamo, come voi ben sapete, già dall'inizio dell'anno, no? Meditando sulla lettera di Paolo Apostolo agli Efesini e siamo quasi al rush finale, no? E siamo arrivati al capitolo 5 e nelle precedenti due prediche il tema è stato questo. Dal versetto 3 a 5 abbiamo detto come si devono evitare le attitudini tossiche, no? Ossia come usare correttamente il corpo, il denaro e la lingua, versetti da 3 a 5. Versetto da 6 a 10, questa è stata la predica precedente, come evitare le persone tossiche. Tu sai benissimo che all'interno della comunità, e mi ricordo di aver detto chiaramente questa frase, dove c'è vita c'è anche sempre un parassita, ossia il diavolo mette sempre persone per cercare di distruggere l'opera di Dio. Questo deve essere molto chiaro nella nostra mente, tutto il Nuovo Testamento ci parla di questo. Oggi noi vedremo il testo che va dal versetto 11 al versetto 14 di come evitare le situazioni tossiche, no? Interessante, proprio stamattina mentre venivo qua in macchina, il Signore ha cominciato a ministrare con me alcune idee interessanti, no? Noi pensiamo che per imitare il Signore bisogna fare delle cose, no? Ma la parola di Dio è interessante perché stravolge sempre il nostro modo di pensare, no? Per esempio, se tu vai nel capitolo 13 di Prima Corinzi, quando il Signore ci parla dell'amore agape, no? Sono più le cose da non fare che quelle da fare, no? Ci sono 15 caratteristiche in quel testo dell'amore, l'amore paziente, benigno, però di queste 15 caratteristiche 8 sono le cose da non fare, ossia non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi 8 caratteristiche su 15 sono le cose da non fare.
Quindi noi, perché la nostra vita cristiana si maturi, no, e diventi una vita cristiana solida, con dei fondamenti solidi, noi non dobbiamo fare tante cose, ok? Dobbiamo eliminare dalla nostra vita tante cose. E la cosa che noi dobbiamo fare è sicuramente evitare e dire di no delle situazioni tossiche che si creano all'interno di una comunità. La Chiesa è un corpo vivo, ok? E noi dobbiamo evitare di entrare in certe situazioni perché la nostra vita cristiana possa essere una vita cristiana sana. E dice così il testo che noi mediteremo stamattina: non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino parlare delle cose che costoro fanno di nascosto, ma tutte le cose, quando sono denunciate alla luce, diventano manifeste. Poiché tutto ciò che è manifesto è luce, per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Possiamo pregare che il Signore ci parli questa mattina. Signore nostro Dio, nostro Padre, è in questo momento, Signore, che noi ti chiediamo di intervenire nel nostro culto e, Signore, che la tua parola non torni a vuoto. Signore, usa il predicatore perché la tua gloria sia manifestata. E, Signore, aiutaci attraverso lo Spirito Santo a interpretare alla necessità di ciascuno di noi quello che tu dirai. Benedici la tua Chiesa, Signore, e soprattutto stai qui con noi. Parla ai nostri cuori nel nome di Cristo Gesù. Amen. Per cominciare a capire questo testo biblico, noi dobbiamo andare al versetto 8 e 9, quando il testo ci dice così: eravate tenebre. Possiamo cambiare la slide, per favore? Eccolo qua. Eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Versetto 11 dice: non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Qual è la missione principale di un cristiano sulla terra oggi? Se tu sei un cristiano, la prima cosa che devi perseguire, che devi raggiungere come cristiano, è sviluppare il carattere di Cristo, ossia, come dice la parola di Dio, cercare di portare frutto. La parola di Dio nel libro di Galati, nella lettera di Paolo Apostolo ai Galati, dice che il frutto dello Spirito è amore, pace, longanimità, bontà, benignità, dolcezza, autocontrollo, gioia e fedeltà. Tu immaginati uno spicchio, un mandarino, no? Che è fatto a spicchi. E ogni spicchio di questo mandarino rappresenta una delle caratteristiche del carattere di Cristo nella nostra vita. Pastore, io ho gioia ma non ho fedeltà, io ho autocontrollo ma non ho giustizia. Allora c'è qualcosa che non funziona. La parola di Dio ci dice che noi dobbiamo sviluppare questo frutto in modo intero, completo, permanente. Ma ci sono delle situazioni che si creano all'interno della comunità che frenano la maturazione di questo frutto. Allora, come abbiamo detto l'ultima volta, all'interno della comunità, e noi dobbiamo aprire gli occhi su questa realtà spirituale, ci sono delle persone che il nemico, il diavolo, mette all'interno della comunità perché questo frutto in ciascuno di noi possa bloccarsi. E tutto quello, noi dobbiamo metterci nella testa che tutto quello che non ha a che fare col carattere di Cristo, un giorno noi passeremo per il fuoco del giudizio delle opere dei credenti, e tutto quello che non ha a che fare col carattere di Cristo sarà bruciato. Questo tu lo trovi nella prima lettera di Corinzi dell'Apostolo Paolo. Quindi il nostro obiettivo principale è cercare di sviluppare il carattere di Cristo e non permettere a niente e a nessuno di bloccare questo obiettivo. Però tu sai come funziona il popolo di Dio, no? Noi siamo, dice la parola di Dio, delle pecore.
Le pecore hanno una caratteristica molto interessante, che sono animali docili, sono animali che portano un sacco di ricchezza al pastore che le pascola, ossia il pastore supremo, il Signore, non i pastori terreni, ma ha una caratteristica molto interessante: la pecora ha la vista corta. La pecora ha bisogno di un continuo e costante comunicazione da parte del pastore nostro, che è il Signore. Se noi cominciamo a interrompere questo flusso di informazioni tra il cielo e la nostra anima, noi cominciamo a portare, invece che frutto, noi ci blocchiamo nella nostra fruttificazione e diventiamo delle persone completamente carnali. Allora veniamo a questa caratteristica, che noi non dobbiamo partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. Torniamo a queste persone che Satana inserisce nella comunità, ok? Ti ricordi la parabola della zizzania, no? Che cosa dice? Dice che il diavolo mette persone all'interno della comunità che assomigliano ai grano che il Signore semina, ma sono completamente diverse. Sono persone, come descrive la parola di Dio. Purtroppo stamattina non abbiamo tempo per leggere tutti i testi che riguardano queste persone, queste zizzagne, queste persone che il diavolo mette all'interno della comunità, ma le caratteristiche principali sono queste. Allora, queste persone sono persone che principalmente lusingano i cristiani per attirare l'attenzione su di sé. La seconda cosa che loro fanno, sono persone che hanno una caratteristica molto interessante, che cominciano a criticare le autorità che Dio stabilisce all'interno della comunità. Posso fare una parentesi qua? La prima cosa che tu devi fare è non inserirti mai in un pettegolezzo, non inserirti mai in una chiacchiera che riguarda le autorità della tua comunità, perché questa è un'opera, una situazione che il nemico crea all'interno della comunità, e quando tu comincerai a ascoltare queste critiche, la tua anima comincerà a essere avvelenata da queste critiche e la tua crescita spirituale si bloccherà. È così che dice la parola di Dio: attenti a persone che criticano, che fanno pettegolezzi nella vita comunitaria. La parola di Dio, non a caso, nel libro di Proverbi, ti ricordi che cosa dice il re Salomone, il re più saggio di tutta la storia? Dice: le parole del maldicente sono come ghiottonerie che penetrano nella parte più profonda delle viscere. Quando tu cominci a ascoltare delle critiche, dei pettegolezzi e anche delle calunnie delle volte, la tua anima comincia a sentire il sapore di che cos'è una critica, un pettegolezzo, una calunnia, e la crescita spirituale di quella persona comincia a bloccarsi. Allora è importante, la terza caratteristica di queste persone sono delle persone festaiole, ok? È così che dice per esempio la lettera di Giuda. Sono persone che fanno feste per attirare l'attenzione, per attirare persone veramente consacrate al Signore, per cominciare a inquinare la loro anima con pettegolezzi. Interessante che tutti noi, chi non piace la festa? Okay? Chi non piace una bella grigliata o una bella pizzata insieme? A tutti noi piace, no? E il nemico sa che il nostro punto debole è stare insieme davanti a un buon piatto di cibo. Gli ebrei erano esperti su questo, no? Tu sai che gli ebrei, la visione del cielo era una grande tavola, tutti a mangiare insieme, forse avevano origini napoletane, ok? Tutti insieme a mangiare, condividendo le cose di Dio. No? È questo che la parola di Dio ci dice, per esempio, nel Vangelo di Matteo. E queste persone fanno feste per cominciare a fare che cosa? Per condividere cibo, ma soprattutto per condividere quello che la parola di Dio chiama peccato. Sai perché? Perché quando tu hai il peccato nel cuore, quando tu hai questa mente, questo cuore inquinato, la prima cosa che tu devi fare per liberarti, in parte almeno, da questo peccato è condividerlo con qualcuno. Questo è un principio spirituale fondamentale. Ti ricordi che cosa ha fatto Eva quando ha peccato? Quello che ha fatto Eva quando ha peccato è che non poteva sopportare il peso del peccato, l'ha condiviso con suo marito. Benedetta Eva. Ok? E queste persone cercano di condividere il peccato attraverso feste, attraverso la simpatia, attraverso le lusinghe, attraverso cose che loro creano. Sono persone che hanno anche capacità tecniche all'interno della comunità molto interessanti.
Quando l'Apostolo Paolo comincia a riprendere i grandi sommi apostoli della Chiesa di Corinto, quello che succedeva a Paolo, gente, è una roba incredibile, ok? Lui andava in una comunità, fondava quella comunità, strutturava quella comunità, lui usciva, entravano i falsi apostoli, cominciavano a parlare male di Paolo. È incredibile, e la Chiesa cominciava a ascoltarli. È una cosa pazzesca quello che succedeva nelle comunità. E i credenti di Corinto, per esempio, ma non soltanto i credenti di Corinto, ma anche i credenti di Galazia, anche i credenti di Tessalonica, anche i credenti di Colosse, cominciavano ad ascoltare questi sommi apostoli che predicavano le grandi dottrine dei doni spirituali, le grandi guarigioni, grandi rivelazioni della parola di Dio, nuove rivelazioni della parola di Dio. E la parola di Dio stamattina ci invita a stare attenti a queste persone che parlano male dell'autorità, che promettono grandi miracoli, grandi rivelazioni, grandi manifestazioni dello Spirito Santo. Dobbiamo stare attenti e non dobbiamo ascoltare che queste persone organizzano per attirare l'attenzione su di te piuttosto che sulla croce di Cristo. Ti sei accorto che la vita cristiana è una continua rinuncia e portare croce di Cristo? Non a caso Gesù ha detto: se qualcuno vuole venire dietro a me, che cosa deve fare? Rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguirlo. Ieri ho avuto, interessante, una coppia nel mio ufficio, no? Una coppia che ha deciso, dopo un po' di tempo di fidanzamento, di sposarsi, no? E mi ha chiesto: pastore, ma il matrimonio com'è? Ho detto: tu sei pronto a rinunciare? Perché il matrimonio è una università della rinuncia. Tu devi rinunciare a te stesso. Ok, Elisiana e Christopher. È l'università della rinuncia. E prendere la propria... È così che funziona. Gente, diffidate delle imitazioni all'interno della comunità, di quelli che ti promettono grandi cose, di quelli che esaltano le grandi manifestazioni dello Spirito Santo, di quelli che ti dicono che ci sono nuove rivelazioni nella parola di Dio, quelli che parlano male dell'autorità, quelli che fanno continuamente feste per attirare persone. Diffida di queste persone, perché chi predica veramente il Vangelo sono quelli che predicano la croce di Cristo e rinunciare a se stessi per seguire il Signore. Questo è il vero Evangelo. E questo Evangelo non farà soldi, ok? Questo Evangelo ti rende una persona che soffre per la causa di Cristo. Quando ci sarà il premio sarà nell'eternità, non sarà su questa terra. È così che funziona. Ma attenzione, se tu cominci a entrare in queste situazioni che creano queste persone all'interno della comunità, e la comunità è obbligata e chiamata dalla parola di Dio a riconoscere chi sono queste persone. In quella parabola della zizzania, ti ricordi chi è che ha detto al Signore che c'erano zizzanie? I suoi servi hanno detto: Signore, ma come tu hai seminato il buon seme e là ci sono anche le zizzanie. Ossia, i servi di Dio hanno riconosciuto chi erano le zizzanie all'interno della comunità. Ah, pastore, ma questa è roba di altri tempi. Tu credi? Tu credi che il nemico non lavori oggi nella comunità? Io sono qua da 8 anni, fratelli, servendo il Signore, dal 2016. E ho visto zizzanie passare per questa chiesa, sì, c'erano. E quante anime sono state influenzate da queste zizzanie? Quante anime sono state avvelenate da queste zizzanie? Sai perché? Perché predicavano le grandi cose, attiravano a sé le persone, e queste persone hanno creduto come delle pere cotte sono cadute dall'albero. Noi dobbiamo filtrare ogni cosa che le persone dicono attraverso il filtro della parola di Dio. Chi non ti insegna a camminare con Cristo e a portare la propria croce non è una persona che viene da Dio, è una persona che viene da chi? Fratelli, buongiorno, un caffè napoletano la mattina di quelli forti, ok?
A chi insegna? Chi sono queste persone? Figli del diavolo. Noi dobbiamo smetterla di pensare che noi siamo tutti cristiani, ok? All'interno della comunità, ti ricordi la parabola delle 10 vergini? Ce ne sono 5 con lo Spirito Santo e 5 senza. Quando tu cominci a vedere la comunità in questo senso, secondo una verità biblica che è proclamata nella parola di Dio, tu cominci a aprire il tuo sguardo spirituale. Il fatto che queste persone adorano il Signore, il fatto che queste persone a volte perfino predicano la parola di Dio, o che suonano, o che cantano, fa di queste persone cristiane. I veri cristiani sono quelli che portano frutto, che manifestano il carattere di Cristo. È per quello che il Signore dice: non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. E non dice del buio, dice delle tenebre, perché dietro le tenebre c'è qualcuno che opera in quelle persone perché tu possa cadere e tu possa smettere di crescere nella presenza di Dio. Allora, io voglio essere come quelle persone che crescono sempre. Dice così il Salmo 1, da 1 a 3, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Vedi il filtro che noi dobbiamo usare per crescere nella parola di Dio. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Allora ti chiedo una cosa: tu vuoi che tutto quello che tu fai prosperi? Sì o no? Vuoi essere un albero veramente piantato vicino a un ruscello che è la parola di Dio, che nutre la tua anima? Basta ascoltare bugie di persone mandate qua per distruggere l'opera di Cristo. Basta. Filtra quello che quelle persone ti stanno dicendo, stanno facendo nella tua vita. Non entrare in quella situazione, non entrare nei pettegolezzi, non entrare nei festaioli, non entrare in situazioni in cui le persone attirano su di sé e mettono su di sé un piedistallo che non gli spetta, perché il piedistallo, l'unico piedistallo che ci deve essere qua dentro è quello di Cristo Gesù il Signore, perché Lui è il Signore. E nessun altro può prendere il primato in questa Chiesa, nessun altro può prendere il primato nella nostra vita. Allora, per questo motivo la parola di Dio ci chiede di denunciare queste opere. Oggi noi viviamo un periodo molto interessante che si chiama privacy spirituale. Ok? Allora sta attento, perché questo è un concetto fondamentale se tu vuoi una comunità sana, se tu vuoi una vita fruttifera. Allora presta attenzione a quello che ti sto dicendo adesso, perché è fondamentale. Ok? Cosa vuol dire denunciare le opere delle tenebre? Vuol dire smettere di avere privacy spirituale. Hai mai pensato nella tua testa: quel fratello, quella sorella si comporta in quel modo nella chiesa, ma non è affare mio? Solo io ho fatto questa cosa. Hai fatto questo pensiero? Sì, se questa cosa qua, ma ci penseranno Hai mai pensato questa cosa? È una faccenda dei pastori, ossia l'ufficio pastorale è un imbuto dove si scaricano capito? Tutte le immondizie della comunità arrivano là. E io vedo il comportamento di quel fratello, vedo il pettegolezzo di quel fratello, vedo questo atteggiamento di questo fratello che non è consono alla parola di Dio. Ci penseranno i pastori. Se tu ragioni così, allora prima cosa, non hai capito qual è il senso della comunità come famiglia. Tu proteggi la tua famiglia, sì o no? Sì. Noi ci riempiamo tanto la bocca, fratelli, di la Chiesa è la famiglia di Dio. Ok? Tu vedi una persona che pettegola,
una persona che parla male dei pastori, un altro che parla male di un altro fratello, o comincia a avere degli atteggiamenti sbagliati all'interno della comunità, non è affare mio. E il Signore dice: denuncia le opere delle tenebre. Tu vuoi bene alla tua comunità? Sì o no? Tu ami la tua comunità? Denuncia le opere delle tenebre. Vai da quel fratello, da quella sorella, vai da quella persona che non si può definire fratello o sorella e comincia a parlare: fratello, sorella, carissimo, amico che vieni qua. Non è così che funziona, perché il frutto che tu devi portare nella comunità è costruire e non distruggere l'opera di Dio. Ma io dico, ma ci vuole tanto. Ci vuole tanto, perché noi dichiariamo di amare la nostra comunità, ma quando è il momento giusto di bloccare l'opera delle tenebre, noi dobbiamo prendere una posizione in quella comunità. Se tu pensi così, ossia con la privacy spirituale, non hai capito il senso di chiesa come famiglia. Se tu pensi in questo modo, ancora non hai fatto una separazione netta tra luce e tenebre. Se tu pensi questo, la tua vita spirituale è già in declino. Allora voglio leggerti un testo che ci parla ancora di frutti e io voglio arrivare in questo punto, ok? Salmo 92, 13 e 14 dice: quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti. Pastore, la mia vita spirituale, la mia fruttificazione si è bloccata. Forse sei entrato in una situazione tossica e la parola di Dio ci dice stamattina: esci da quella situazione, perché io voglio farti portare frutto fino alla tua vecchiaia, fino all'ultimo giorno della tua vita. Tu sentirai che il carattere di Cristo giorno dopo giorno cresce, perché è questo che noi siamo chiamati. Tutto quello che non assomiglia al carattere di Cristo rimarrà qua sulla terra. Io non capisco, fratelli. Guarda, io confesso questo, ok? Io ho un caratteraccio, va bene? Io ho un caratteraccio. Ma ti posso assicurare una cosa, che da quando ho conosciuto il mio Dio, Dio ha fatto un'opera profonda in me. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma tanto. Ma fino a qua il Signore ha cambiato tanto anche nella mia vita. Io non capisco cristiani che entrano nella comunità cristiana e niente cambia rispetto a quello che erano prima. Non è possibile, gente, perché se tu incontri Cristo, tu cresci. Non è possibile rimanere lì dove tu sei. Perché la vita cristiana è fatta di continui cambiamenti, di un continuo spostamento nella tua vita, continui situazioni che si creano all'interno della vita spirituale in cui tu ti devi adeguare e il tuo carattere cristiano comincia a crescere proprio nel momento in cui tu cominci a seguire Cristo. Quindi cambiamento. Io voglio portare frutto fino alla fine della mia vita. Ed è questo che ci promette il Signore, ma noi dobbiamo evitare le situazioni tossiche. Secondo punto che voglio condividere con te è quello proprio della denuncia delle opere delle tenebre. Dice: ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto quello che è manifesto è luce. Allora, sta attento. Paolo comincia a parlare insistentemente di una parola in questo testo biblico di Efesini capitolo 5, che è la parola luce, ok? Luce, e la ripete diverse volte, ok? Qual è stata la prima cosa che Dio ha fatto quando ha creato l'universo? Adesso faremo una cosa molto interessante, paragoneremo la creazione dell'universo con la vita cristiana, va bene? Pastore, ma questa è fantascienza biblica, sì. Però adesso ti spiego il perché è molto interessante. Che cosa ha fatto Dio? La prima cosa che ha fatto Dio quando ha creato l'universo. Dice che Lui ha sia la luce e separò le luce dalle tenebre, fu il primo
giorno, dice la parola di Dio, ossia ha separato la luce dalle tenebre. Allora sta attento. Il secondo giorno lui ha separato, ha fatto un'altra separazione tra le acque di sopra e le acque di sotto. Ok? Ha detto le acque di sotto siano radunate in un unico luogo e le acque di sopra siano radunate in un unico luogo. Ok? Allora sta attento, c'era all'interno della terra, c'era queste acque che erano la Panarea, ossia tutti gli oceani erano uniti all'inizio della storia umana. Ma Dio ha separato le acque di sotto dalle acque di sopra, ha messo al di fuori dell'atmosfera terrestre una sfera di acqua. Tu sai che cosa fa l'acqua? L'acqua è una protettrice delle forme di vita. Okay? Tu sai che negli abissi marini, se tu vai su internet, tu troverai questo, ci sono delle creature che sono immortali. Tu sapevi questo? Ci sono delle spugne, dei plankton che possono vivere fino a 15.000 anni. Addirittura ci sono degli organismi che possono rigenerarsi in modo continuo e costante, che hanno delle meduse che sono immortali. Perché? Perché l'acqua è una forma di protezione contro i raggi cattivi che vengono dall'universo. Ok? Allora adesso sta attento, perché ti dico la cosa importante. Se io non passo il primo giorno, ossia se io non passo la prima attitudine della mia vita, che è separare dalla mia vita le cose delle tenebre dalle cose della luce, io non posso entrare nel secondo giorno della creazione, che è la protezione che Dio mi fa attraverso la nuova creazione delle acque. Ossia Dio ha messo le acque per proteggere, ma se io rimango nel primo giorno e non separo la luce dalle tenebre, Dio non può proteggermi del mondo spirituale. Tu pensi che Dio possa fare qualcosa se tu sei inserito in un'opera delle tenebre? Dio non potrà fare questo. Dio non potrà fare questo, perché la prima cosa che noi dobbiamo fare nella nostra vita cristiana è separare il profano dal sacro, separare la luce dalle tenebre, separare il peccato dalla santità, e noi siamo chiamati a essere santi. Siate santi perché io sono santo. Ma se tu rimani in una parte di tenebre, Dio non può entrare nel secondo giorno della creazione, che è la protezione che Lui ti darà ogni giorno della tua vita. Tu sarai esposto al potere delle tenebre. Per dirla con il titolo di un film: in Dio non ci sono 50 sfumature di grigio. Ok? Ti ricordi che è il titolo di quel film? 50 sfumature di grigio. Dio non ha 50 sfumature di grigio. O è luce o è tenebre. E se tu non separi la luce dalle tenebre, se tu non separi un atteggiamento della tua vita da un altro atteggiamento, che è l'atteggiamento peccaminoso, Dio non può entrare nella progressione della creazione e darti la sua protezione spirituale, perché Dio non può proteggerti da qualcosa in cui tu sei inserito. Sai che cosa serve? La parola di Dio ci serve, dice che ci serve ravvedimento. Ravvedimento. Allora, c'è una mentalità nel mondo cristiano molto interessante. Quando noi entriamo a far parte della famiglia di Dio, generalmente, questo purtroppo è una brutta abitudine dei battisti, ok? Noi abbiamo questa abitudine, battisti in generale, non dico della nostra chiesa, battisti nel mondo. Ho fatto una preghiera di conversione una volta, il pastore ha fatto un appello, ok? Sono andato davanti, ho dato la mia vita a Cristo, sono finalmente convertito, il Signore ha messo il sigillo, il timbro sulla mia salvezza, sono salvo una volta per sempre. E poi si continua con la vita privata, quotidiana, come era prima. Però sono salvato perché ho fatto una preghiera di conversione. Sai qual è il sigillo di un vero cristiano? Perché tu sai come una persona si converte, no? Ravvedimento e fede. Sono le due cose che servono per diventare un vero cristiano. Sai che cosa farà un vero cristiano? Continuerà a ravvedersi e continuerà ad avere fede. È interessante che quando tu cominci a predicare sul peccato nella chiesa, il privilegio dei pastori è stare qua davanti al pulpito, no? Vede le facce di tutti. Ci sono delle facce molto interessanti che quando tu cominci a predicare sul peccato, no? Abbassano la testa.
E alcuni cominciano a grattarsi qua dietro. Altri cominciano a fare. Moglie e marito è molto interessante vedere quando succede questo. Ma è interessante che i veri cristiani, quando tu cominci a denunciare il peccato, alla fine del culto sono più gioiosi di prima. E tu dici, ma che logica ha questa logica dei cristiani? È perché quando Dio denuncia le tenebre che ci sono in noi e noi ci liberiamo da queste tenebre, noi cominciamo a camminare con più gioia nella luce di come eravamo prima. Noi ci siamo liberati, Dio ha denunciato il peccato e noi ci siamo liberati da quel peccato, abbiamo confessato il peccato e continuiamo a credere nel perdono di Dio, e questo ci conforta e ci dà una forza per camminare con Cristo quotidiana completamente diversa. Bellissima questa cosa. I cristiani, quando si parla di peccato, sono più gioiosi. Perché? Perché il Signore mi ha scoperto finalmente, mi ha liberato. Tu sai qual è il sogno di ogni serial killer? Tu sai qual è il sogno di ogni serial killer? Di essere fermato. È questo il sogno di ogni serial killer. C'è una brutta notizia per te, sei un serial killer. E se tu sei un vero cristiano hai il sogno di essere fermato in quel peccato. Tu vuoi che Dio faccia luce su quel peccato. E quando tu denunci quel peccato nella tua vita, il Signore ti libera dalla tua vita. Paolo era un uomo molto interessante, lui denunciava sempre il peccato, sia nella sua vita. Interessante che un apostolo che scrive ai Romani dice: io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita nessun bene. Un apostolo che ha lasciato scritto per noi che in lui non c'era nessun modo di fare il bene. Che umiltà, gente, che umiltà. Ma quell'umiltà l'ha portato molto vicino a Cristo. Tu vuoi essere una persona vicina a Cristo? Tu vuoi camminare vedendo Cristo ogni giorno nella tua vita e cominciare a seguirlo con la tua croce in spalla e vedere le opere potenti che può fare il Signore? Permetti a Cristo che denunci il tuo peccato. Sei un serial killer, caro mio, e tu hai bisogno di essere fermato. Io ho bisogno di essere fermato, e quando Cristo porta luce noi siamo liberati. Paolo denunciava nella chiesa di Colosse i super spirituali che mettevano un po' di filosofia nella fede e si affidavano a visioni angeliche. Nella chiesa di Corinto lui denunciava il peccato quando c'erano i partiti politici all'interno della comunità, e lui denunciava sì. Nella chiesa di Efeso c'era questa separazione tra pagani e cristiani che si stavano convertendo. E dice: dovete unirvi, e lui denunciava i peccati, e queste chiese erano edificate. Sapete perché noi dobbiamo denunciare il peccato non soltanto nella nostra vita, ma nella vita dei nostri fratelli? 3 cose importanti. Prima, perché se noi denunciamo le opere delle tenebre, quando noi portiamo alla luce il peccato, perché noi vogliamo camminare più vicini a Cristo, perché Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre alcune. Secondo punto, sai perché Paolo denunciava e perché noi dobbiamo denunciare le opere delle tenebre? Perché amava profondamente la Chiesa di Dio. Quando tu ami la Chiesa di Dio, tu denunci le opere delle tenebre, sì, perché non vuoi che nessuno tocchi la tua Chiesa. Ah, fratelli, quanto è bello amare la Chiesa di Dio. Quanto è bello vedere la Chiesa che cresce. Ieri sera, carissimi, genitori e chi non era qua, ieri sera il 24 agosto 2024, 24 agosto, io sono qua da 8 anni, non ho mai visto una roba del genere. Vedere 60 persone, 60, non 2, 60 al culto giovani, ho detto: Signore, che opera meravigliosa che tu stai facendo in questa chiesa. Fantastica. 60 partecipanti a un culto giovani il 24 di agosto. Io mi ricordo nei 7 anni precedenti, agosto, qua dentro si sentivano le mosche volare, ok? Ma ieri i nostri giovani sono venuti ad adorare il Signore e sono rimasti qua fino
Alle 10 di sera ho detto, Signore, che vittoria. E sai perché? Perché da questo pulpito viene denunciato il peccato e le vite cambiano. E le vite cambiano. Voglio leggerti qualche testo che riguarda la luce e le tenebre. Ma prima il terzo punto. La terza motivazione per cui io devo denunciare le opere delle tenebre è perché così, sta attento a cosa ti dico adesso, ok? È perché così gli immaturi, gli indecisi e quelli che non sanno cosa fare quando c'è un'opera del maligno nella Chiesa, li costringo a prendere una posizione. Paolo, denunciando le opere delle tenebre, costringeva i fratelli delle chiese a prendere una posizione. Quando io ho il coraggio di alzarmi e dire così non va, qualcuno comincerà a seguirmi e qualcuno comincerà a entrare nella luce insieme a me. Tu vuoi questo per la tua comunità o lasci che le tenebre continuino a fare il loro lavoro? Che posizione prenderai la prossima volta? Pastore Caio ha detto una cosa molto interessante domenica scorsa qui. Quante volte abbiamo affrontato nei nostri uffici pastorali situazioni complicatissime, difficili da gestire, e quante volte noi ci siamo sentiti soli. E sai perché? Perché purtroppo tante volte la Chiesa non ha preso la direzione di difendere le opere della luce e ha preso una posizione di neutralità. Le assemblee battiste sono molto interessanti. Hai mai partecipato a un'assemblea battista? Sì, è vero. Quello che io non riesco a logicizzare, non so se c'è questo verbo in italiano, è gli astenuti. Ma c'è un argomento che riguarda la tua comunità, o sei contro oppure sei. Io penso che sia una decisione della democrazia, no? La democrazia è una cosa meravigliosa, ma ossia o a favore o contro, e poi ci sono gli indecisi, i neutri, quelli che non prendono posizione mai, sono astenuto. Gente, quando c'è il male che agisce, io non posso essere astenuto, ok? Allora ti voglio leggere alcuni testi che riguardano la parola di Dio, che parla della luce. Questo è il messaggio, 1 Giovanni capitolo 1, versetto 5, che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. 1 Giovanni 1,7, se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 1 Giovanni 2, 9, 10, chi dice di essere nella luce e odia il suo fratello è ancora nelle tenebre, chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Gesù in Matteo 12, 30 dice, chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Io non posso essere in una zona grigia, devo prendere posizione con la luce, denunciare le opere delle tenebre e proteggere la mia Chiesa, amare i miei fratelli per camminare più vicini a Cristo. Questo è essere figli di luce, questo è denunciare le opere delle tenebre. Cari miei, denunciare le opere delle tenebre non significa accusare qualcuno, ma significa riprendere il nemico. Ti ricordi che cosa Gesù ha fatto con Pietro? Quando Pietro gli ha detto, no Signore, io non permetterò mai che tu vada a Gerusalemme a essere perseguitato dai farisei. Che cosa Gesù ha detto? Vattene via da me Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio. Gesù stava riprendendo Pietro o Satana? Pietro o Satana? Satana che usava Pietro. È così che deve funzionare nella comunità. Io preferisco, cari miei, una persona che mi dice, pastore, hai sbagliato, piuttosto che una persona che mi lusinga e che dietro di me sparla, perché questo è una grande verità, purtroppo, di tante comunità cristiane. Ultimo punto che vorrei trattare con voi questa mattina è il punto 3 che dice, per questo è detto, risvegliati, o tu che dormi e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Allora sta attento, questo è l'ultimo passo della predica di questa mattina.
risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Allora, questo ultimo testo è dedicato a persone e a fratelli e a sorelle, o forse persone che conoscono in modo superficiale la parola di Dio e che ancora non hanno sperimentato un rinnovamento interiore profondo. È dedicato a loro, perché quando dice risvegliati tu che dormi e risorgi dai morti. Forse la tua vita cristiana sta subendo un sonno spirituale. Ok? Stai dicendo, pastore, io è tanto tempo che non sento la voce di Dio in un modo forte, profondo, che mi dà una scossa, no? Perché è interessante che ci sono dei periodi nella nostra vita cristiana in cui noi ci addormentiamo spiritualmente, ma perché forse siamo entrati in quelle situazioni che hanno spento il nostro entusiasmo, hanno spento la vita, hanno smesso di portare frutto, lo Spirito Santo si è spento. Tu sai che ci sono 5 comandamenti che riguardano lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento. Non spegnere lo Spirito Santo, non rattristare lo Spirito Santo, mi fermo qua perché gli altri 3 sono in senso positivo, ma non spegnere e non rattristare lo Spirito Santo. Se io ho spento lo Spirito Santo, se ho rattristato lo Spirito Santo e non ho avuto cura di rimetterlo nella direzione giusta, io mi sto spegnendo e la luce non è in me. Ma il Signore dice, se tu ti risvegli, tu sarai inondato di luce. Chi vuole una vita cristiana entusiasta? Alzi la mano. Ok. Tu vuoi alzarti con la voglia di sono col mio innamorato e questa mattina nessuno mi toglie il tempo con Dio. Tu provi una gioia. Fratelli, vi posso assicurare, ho 30 anni di cammino col Signore, anzi 32. Oggi sono più innamorato di quando mi sono sposato col Signore. Oggi non vedo l'ora di aprire la parola di Dio, di stare col mio Dio, di mettermi a pregare il mio Dio, perché io so che quando io sono alla sua presenza tante cose cambiano e tante cose si aggiustano. A volte non si aggiusta la situazione, ma si aggiusta la tua anima. Stai capendo quello che ti dico? E il Signore dice oggi, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti. Allora, oggi sto parlando a dei Lazzaro moderni, ok? Che sono completamente morti dentro e stanno dicendo, pastore, io non sento più l'opera dello Spirito Santo nella mia vita. Cari miei, noi ci carichiamo la domenica con la parola di Dio, con la lode, con l'adorazione comunitaria. Ma è interessante che la lode, l'adorazione, l'ascolto della parola di Dio della domenica è il risultato di quello che tu fai durante tutta la settimana. Ok? Qua tu arrivi ripieno se tu sei stato ripieno durante tutta la settimana. Tu non vieni qua per fare la sniffata spirituale. Tu sai cos'è la sniffata spirituale? Oh. Lunedì mattina tu sei già lì, no? Che salti, lunedì sera sei già, dopo una giornata di lavoro, hai incontrato i tuoi datori di lavoro, i tuoi colleghi, sei già spento. Capisci la differenza? Il Signore è qua per dirti, ok, tu vuoi veramente una vita spirituale cristiana entusiasta, risorgi dai morti, smettila di dormire. Quando questo testo l'ho letto, questo versetto, no? Molto interessante, mi è venuta in mente proprio la situazione di Lazzaro. Ti ricordi che cosa è successo a Lazzaro? Lazzaro era un amico intimo, caro di Gesù, no? E a un certo punto Gesù era in un'altra zona del paese, no? Della terra promessa, gli hanno detto guarda che il tuo amico sta male, corri. E Gesù ha detto aspetta altri 3 giorni, aspettiamo altri 3 giorni prima di andare là, perché Lazzaro prima si deve addormentare. Ok? E dopo noi andiamo là a fare una cosa speciale. Ed è interessante che Gesù dopo 3 giorni arriva, tu sai che c'era una credenza ebraica, lui arriva al 4° giorno, ok? C'era una credenza ebraica che diceva
no? Non è una cosa biblica ma una credenza ebraica, però Gesù era immerso in questa cultura ebraica molto interessante, che dice che l'anima di una persona dopo la morte rimaneva 3 giorni nel corpo. Okay? Al 4º giorno l'anima usciva in modo definitivo. Non a caso Gesù arriva al 4º giorno. Perché? Perché quando tutta la disperazione umana era al massimo, Gesù è entrato nella situazione e ha detto: adesso io posso agire con potenza, con grazia, perché la mia gloria sia manifestata. Allora sta attento. Pastore, la mia vita spirituale è spenta. Adesso che è spenta, il Signore può manifestare la sua gloria. Allora sta attento. Prego. No, non sto capendo. Ah, ok. La prima cosa che succede è il Signore Gesù dice: togliete la pietra. Io so che qua, e stamattina lo Spirito Santo mi sta confermando questo nel cuore. Ci sono persone che pensano che la propria vita spirituale non ha più speranza di risorgere. Ma sai cosa dobbiamo fare stamattina? Dobbiamo rimuovere la pietra della nostra incredulità, perché Dio può farti risorgere dai morti. Dio può far risorgere la tua vita spirituale. Dio può fare della tua vita qualcosa di straordinario, ma tu devi rimuovere la tua incredulità. Io so che tu ci hai provato e questo entusiasmo e questa vita spirituale che tu aspettavi nella parola di Dio non sta arrivando. Ed è interessante che tante volte noi vediamo le grandi opere di Dio nella Bibbia, o solo io ho pensato questo. Il Dio che ha aperto il Mar Rosso, il Dio che ha fatto venire il diluvio, il Dio che ha fatto risorgere i morti. Dov'è questo Dio nella mia vita? Ti sei mai fatto questa affermazione nel tuo cuore? Dov'è questo Dio che guarisce le malattie? Dov'è questo Dio che faceva risorgere Lazzaro? Dov'è? E tu fai questa differenza, no, tra quello che la parola di Dio dice e quello che succede nella tua vita e dici: dov'è questo Dio che è descritto nella parola di Dio? Sai perché Dio non può agire tante volte? Perché noi siamo degli increduli. Dio non è cambiato, è la Chiesa che è cambiata. È così che funziona nel nostro cuore. Gesù non poteva agire nelle città dove lui andava a causa della loro incredulità. Questo è scritto nei Vangeli. Quel Dio lì che agiva nel tempo del Nuovo Testamento, al tempo degli Apostoli, al tempo in cui lui è vissuto, è lo stesso Dio che può agire oggi. Ma noi dobbiamo rimuovere la pietra dell'incredulità e fare come Dio ci chiede. Risvegliati, o tu che dormi, e io ti farò risorgere dai morti. La seconda cosa che succede è che quando Cristo, dopo che è stata spostata la pietra, e quando tu sposterai la pietra dell'incredulità, allora Cristo potrà dire: esci fuori Lazzaro, vieni fuori da quella caverna, vieni fuori da quella tomba, comincia a camminare verso di me, perché questo io voglio fare, inondarti di luce. Smettila di stare nella tomba del tuo peccato, smettila di stare nella tomba del tuo individualismo, comincia ad amare me e amare la tua comunità in un modo come mai hai fatto, e esci fuori da quella tomba. Terza cosa che Gesù fa, è molto interessante questo. Lazzaro esce fuori dalla tomba, no? E lui era ancora, tu sai come facevano a fasciare i morti in quel tempo, no? Lo avvolgevano con delle fasce completamente. Ed è interessante che Gesù poteva farlo uscire già senza fasce, vero o no? Vero o no? Sì, poteva farlo uscire senza fasce. Ma lui ordina ai suoi discepoli: toglietegli le fasce. Sai perché questo? Perché questo è il compito della comunità. Quando una persona decide di risorgere, di farsi inondare di luce, la comunità deve togliere le fasce dalla persona, deve togliere gli impedimenti che impediscono di camminare al Lazzaro che è risorto e entrare in una nuova dimensione di vita, inondato della luce della parola di Dio, della nuova vita spirituale. Questa è la funzione della comunità. Cari miei, siamo in una comunità viva. Io credo in questo. Tu credi in questo?
Tu credi che il Signore è presente in mezzo a noi oggi? Tu credi che lo Spirito Santo sta operando nelle nostre vite, sì o no? Io credo questo. E allora rimuovi quella pietra, comincia a obbedire a quello che il Signore ci ha detto. Denuncia le opere delle tenebre. Smettila di fare l'indifferente, perché la comunità è tua. Tu sei parte di questa famiglia di Dio. Proteggi la tua comunità dalle opere del nemico. Ama la tua comunità, ama i tuoi fratelli. Smettila di prendere compagnie che parlano male gli uni degli altri. Sono luci che vengono dall'inferno. Tu sai come si chiama Satana? In uno dei tanti nomi che lui ha si chiama Lucifero. È vero o no? Portatore di luce. Ci sono delle personalità all'interno della comunità che ci affascinano, che brillano. Il nostro compito è chiederci da quale parte viene questo brillo, da quale parte viene questa luce, da Dio o dal mondo spirituale delle tenebre. Cari miei, cosa vuoi scegliere oggi? Di risorgere dai morti oppure rimanere nella tua caverna? È bello rimanere nella caverna tante volte, no? Ci sono dei momenti nella comunità in cui ogni tanto i miei figli mi dicono: papà, già ti ritiri nella tua caverna? Ossia, quando io prendo la Bibbia in mano, no? E sono a casa, vado nella mia camera, chiudo la porta: papà, già ti ritiri nella tua caverna? Ho detto sì, mi ritiro nella mia caverna perché ho bisogno di stare con Dio. Non vado là per essere da solo, ma per essere con Dio. E mi piace stare nella mia caverna, ma c'è un momento in cui c'è la caverna, ma c'è un momento in cui noi dobbiamo uscire dalla caverna e cominciare a camminare nella luce. Ma per fare questo, cari miei, dobbiamo denunciare le opere delle tenebre affinché Cristo ci inondi di luce. Hai capito la parola di Dio stamattina? Sì? Se non hai capito, posso fermarmi con te a parlarne un po' di più. Ama il Signore, perché il Signore è luce. Più tu denuncerai le opere della luce, più tu sarai vicino a Lui. Seconda cosa, quando tu denunci le opere delle tenebre, tu ami e dimostri di amare la tua comunità. Terza cosa, quando tu denunci le opere delle tenebre, tu costringerai le persone indecise, gli astenuti, a prendere una posizione. Dio vuole un popolo coraggioso. Sii forte e molto coraggioso. Sii forte e molto coraggioso. Per conquistare la terra promessa, Giosuè ha dovuto essere forte e molto coraggioso. Sarà che Dio trova dei guerrieri della luce questa mattina? Vogliamo pregare insieme? Sì? Allora tu pensa alla tua vita spirituale. Tu pensa a quanto entusiasmo tu hai per le cose di Dio, a quanta passione hai per la tua comunità, per la tua chiesa, per i tuoi fratelli. Io non posso immaginare un cristiano che non abbia passione prima di tutto per Dio e poi per la propria comunità. C'è qualcosa che non funziona. Se tu hai passione per queste due cose, tu sei un vero figlio di Dio. Se non hai passione, le alternative sono due. La prima motivazione, forse ancora non sei nato di nuovo e non stai provando niente né per una cosa né per l'altra. Ma forse la seconda alternativa è che sei entrato in una situazione tossica che ha avvelenato la tua anima. Questo è il momento di dimostrare a Dio che tu hai capito qual è il problema
E basta che tu vada a Dio e dica: Signore, io confesso a te che la mia mente è stata inquinata, il mio cuore è stato inquinato, ma stamattina voglio liberarmi di questo e voglio essere partecipe della luce, perché in Dio non ci sono tenebre, c'è solo luce. Dio sta cercando dei guerrieri della luce stamattina, coraggiosi, disposti a lottare. Io voglio pregare per te, per la tua vita, perché tu possa decidere questa mattina di fare un passo nella presenza di Dio e di portare una vita con frutto che riproduce il carattere di Cristo. Se il Signore ti ha toccato questa mattina nel cuore, io ti invito a fare una cosa per dare un passo di fede. Voglio chiederti di alzarti lì dove tu sei, perché io voglio pregare per te, ok? Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Amen. Amen. Dio ti benedica là dietro. Amen. Guerrieri della luce, coraggiosi che denunciano le opere delle tenebre, sia nella propria vita che nella vita della nostra comunità. Abbiamo bisogno di coraggiosi che dicono: Signore, io voglio essere un guerriero della luce. Tu vedrai cosa cambia. Vedrai che camminerai molto più vicino a Cristo. Vedrai un amore scorrere dal tuo cuore verso la tua Chiesa. E vedrai persone che cominceranno a seguirti perché tu hai preso una posizione, e costringerai gli altri, gli indecisi, gli astenuti a seguire il Signore. E questo è lo scopo per cui noi siamo stati creati. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio per queste persone che stanno dando un passo di fede e ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che tu possa inondarli di luce come c'è scritto nella tua parola. Signore, benedicili, dagli la spada della parola di Dio in mano, dagli la capacità di combattere per la tua causa e dagli, Signore, di essere dei protettori della propria comunità. Io so, Signore, che tu non mancherai di fornirli di tutte le armi di cui hanno bisogno, e che domani, Signore, non sia un nuovo giorno soltanto perché è un nuovo giorno, ma un nuovo giorno con te, pieni, Signore, pieni di luce, pieni della tua grazia, pieni del coraggio di fare la differenza. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Puoi dare un abbraccio alla persona che si è alzata vicino a te? Per favore. Amen. Possiamo cantare al nostro Signore come ai tempi di Elia, e nel frattempo noi staremo facendo le nostre decime, portando le nostre decime e le nostre offerte. Cantiamo. Come ai tempi di Elia,
Signore, Gesù è il nostro 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 Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, noi in alza, insieme giubilerà, sul monte su Gesù ritornerà. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, noi in alza, insieme giubilerà, sul monte su Gesù ritornerà. Ti ringrazio, Padre, per tutto quello che tu ci dai, Padre. Ti ringrazio per la tua parola, Padre. Ti ringrazio anche per le persone che hanno donato, Padre. E noi sappiamo che dal poco che anche noi possiamo dare, Padre, tu moltiplichi, tu fai miracoli, Padre. Noi ti ringraziamo e ti chiedo di starci accanto, Padre, nell'arco di questa settimana, nel fine di questa giornata. Ti ringrazio e ti lodo nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, un minuto ancora per i nostri annunci. Ci sono 2 o 3 annunci molto importanti per la vita della nostra Chiesa. Sì, passiamo avanti questa, per favore. Ok, questo è il primo annuncio importantissimo. Allora abbiamo domenica 1 settembre, ore 12:30, orario più o meno approssimativo, no? Ora che noi usciamo, come faremo stamattina, 12:15, 12:20, per arrivare a Covolo di Pederobba circa 40 minuti, ok? Quindi sarà verso l'1:15, però ci sarà questo battesimo. Quest'anno è un anno particolare della nostra comunità perché è un battesimo, è già il secondo battesimo, no? E questa volta si dovrebbero battezzare circa 7 persone, di cui 5 sono preadolescenti. Sarà una testimonianza bellissima, bellissima, ok? Quindi, comunità di Dio, partecipate, pregate per questo evento, perché l'ultima volta è stata una bellissima testimonianza, ok? C'erano un sacco di persone attorno che hanno chiesto, si sono informate, hanno voluto sapere. La nostra testimonianza è veramente stata molto bella e quest'anno e questo 1 settembre sarà ancora più bella, ok? Secondo annuncio sul Rallegrati. Ok, Marcello, puoi venire qua a dare una parola per favore sul Rallegrati? Se vuoi usare questo? Sì, quello là, perché questo qua è un po' complicato. Sì. Sì, buongiorno fratelli. Rallegrati è questo evento, devo dire, che è nato dentro la nostra comunità. Noi siamo uno cioè, i primi fondatori. I fondatori, ecco, abbiamo il privilegio, ma non è nostro. Rallegrati è un'iniziativa di cui sono tante chiese di tante realtà diverse, pentecostali, non pentecostali, e noi siamo aperti a tutti e avremo questo incontro il giorno 7 settembre nella chiesa CCMI di Mestre. È un'occasione unica, sono 2 volte all'anno che facciamo questo incontro e tutta la nostra chiesa è invitata, e quest'anno abbiamo l'opportunità, il privilegio di partecipare col gruppo di lode locale della nostra chiesa. Ok? Siete tutti i benvenuti. Se qualcuno ha qualche dubbio potete cercare me oppure i pastori per qualche informazione, qualsiasi cosa. Ok? Siete tutti invitati. Grazie. Ingresso gratuito. Ingresso gratuito. Portate tanta gioia e la voglia di lodare assieme a altri fratelli. Amen. Ok? Qualcos'altro?
Ok, incontro delle coppie, sabato 14 settembre, il tema sarà Sansone e Dalila, che coppia scombinata che è questa, una coppia che è scoppiata, ok? Ma dobbiamo imparare, è interessante che nella parola di Dio noi impariamo dalle coppie che fanno le cose bene e anche le coppie che fanno le cose male, a non fare quello che le coppie che sono scoppiate hanno fatto. Okay? Quindi 14 settembre ore 20 è aperto a tutte le coppie della Chiesa, coppie sposate, va bene? Non fidanzate, ancora un po' presto. Avanti. Ok, ultimo giovedì del mese, che sarà questo, giusto? Sarà questo l'ultimo giovedì. Noi abbiamo qua in chiesa un incontro di preghiera organizzato dai nostri giovani, ma aperto a tutta la comunità. Noi pregheremo per tanti argomenti che riguardano le problematiche del mondo, che sono tanti, ma dobbiamo pregare per tutte le necessità che questo mondo ci presenta. Okay? La nostra comunità può rispondere almeno con la preghiera. Okay? Questo passiamo avanti. Ok, sei forte e coraggioso? Sei forte e coraggioso, sì? Ok? Domani è lunedì. C'era una canzone una volta qua in Italia, dice uffa, domani è lunedì. Ma dobbiamo essere forti e coraggiosi, guerrieri della luce. Poi alzate in piedi che preghiamo insieme. Sì. Sì. Gabriel, dov'è Gabriel qua? Gabriel Marcellino. Dov'è finito? Proiezione, molla la proiezione, tanto non c'è più bisogno. Gabriel, vieni. Ok, corri che sei un atleta, dai, su. Come calma? Quando sarai là nella tua squadra non puoi dire calma. Allora vi spiego cosa succede con questo ragazzo. Noi abbiamo nella nostra comunità il privilegio, no, di avere intanto il ministero Atleti di Cristo che funziona, no? E non sono atleti qualsiasi. Non so se voi lo sapete, abbiamo nella nostra chiesa una ragazzina che se non sbaglio ha 14 anni, che si chiama Alice, che è campionessa italiana di pattinaggio, ok? E qua abbiamo uno dei futuri fenomeni del calcio italiano. Ok? Allora, domani lui partirà per andare a abitare a Udine. Quanti anni hai, Gabriel? 14. Ok? Lui partirà per giocare nella Udinese Calcio. Bene? Non una roba qualsiasi. E lui fa parte di questo gruppo degli Atleti di Cristo, okay? Che è un privilegio, ma ovviamente è una responsabilità molto grande. Gabriel andrà là e quello che lui dice sempre è quello di poter essere una luce in mezzo alle tenebre. Noi dobbiamo pregare per lui, perché il mondo del calcio oggi non è un mondo sano, okay? Ma i figli di Dio portano luce là dove non c'è luce. Ricordiamoci questo nome, Gabriel Marcellino. Quando arriverà in nazionale, finalmente la nostra nazionale funzionerà una volta per tutte. Abbiamo pregato per il nostro bomber Gabriel Marcellino. Ok? Preghiamo? Sì? Vuoi dire qualcosa? No? Tranquillo? Ok. Va bene, preghiamo per lui e per il nostro culto. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio e ti benedico per questo culto di lode e di adorazione. Grazie Padre per quello che abbiamo ricevuto da te e adesso Signore aiutaci a camminare nella luce come i santi. Adesso Signore ti presentiamo la vita di Gabriel. Signore benedici questo ragazzo che comincerà Signore questa avventura, questa esperienza. Ti prego di benedire la sua squadra, ma soprattutto Signore di usarlo per la tua gloria. Signore, che lui possa essere luce in mezzo alle tenebre e testimoniare che esiste un Dio che vive. Dagli sempre pazienza, dagli sempre determinazione, perseveranza, perché lui possa rappresentare te su questa terra. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.